Piogge intense e abbondanti, neve ancora persistente, dove di questi tempi il verde avrebbe già preso il suo spazio, ma il tempo costante che falcidia tutto il nord-est e si accanisce sul Veneto in particolare. Dalla montagna al mare, nelle Dolomiti, già provata a fine ottobre dalla tempesta Vaiano, nuova emergenza a Vallazza, piccola frazione di Alleghe, dove un enorme masso è precipitato sulla strada regionale 203 dopo essersi staccato dalle frazioni di Perencina e Doric, saltando verso valle di una trentina di metri. È un vero miracolo che nessuno sia rimasto coinvolto, per quanto la strada sia solitamente molto trafficata. Ma sono enormi i danni che si registrano lungo la costa, tanto che Union Mare Veneto ha richiesto un incontro urgente per decidere come intervenire e cosa chiedere alla Regione. Misure diverse dallo stato di calamità ai canoni della stagione da distribuire nei prossimi mesi, sulla falsariga di quanto contenuto in Gazzetta Ufficiale per la mareggiata dello scorso novembre. In pratica, dove, come Eracle Mare, era stato avviato il ripascimento, la mareggiata ha praticamente cancellato la spiaggia. Si parla di almeno 10.000 metri cubi erosi e decine di migliaia di euro di danni. Eppure nella pineta di Jesolo, a Caorle, Rosolina Mare, Isola Verde e Sottomarina la spiaggia sparita, proprio mentre gli operatori si apprestavano ad avviare la stagione balneare. Per il presidente di Union Mare, Berton, il ripascimento è un problema da trattare con una apposita regia regionale, un'azione comune per evitare di continuare con singoli interventi tampone che poi spesso bisogna ripetere più volte.